intero paese mobilitato contro la realizzazione della cassa d'espansione tra Grave e Montello per contenere le piene del Piave, pronta alle barricate la sindaca di Crocetta. Le contestazioni fini a se stesse non sono d'aiuto, immediata la replica dell'assessore alla protezione civile regionale Bottaccin, che lunedì incontrerà i sindaci per confrontarsi sulle problematiche del Piave. Maltempo, giornata di tregua, ma si attendono i prossimi bollettini per capire l'eventuale nuova allerta, previste piogge anche nel prossimo fine settimana, rischio frane e smottamenti. Matteo Messina Denaro a Salgareda, la rivelazione shock di un pentito di mafia sta facendo discutere la Marca. La mafia esiste ma c'è troppa indifferenza, afferma il procuratore Dalla Costa. 3 nigeriani arrestati per spaccio, l'indagine dei carabinieri di Conegliano partita dal tentato suicidio di un ragazzo. Ladri scatenati nella Marca, stavolta è toccato ad un'azienda, la Dafrom di Castelfranco, rubati soldi ed alcolici, il colpo filmato dalle telecamere di videosorveglianza. Disagi in montagna per le frane in Val di Zoldo, il comune è spaccato in due da una frana a Donte. Per portare i bambini a casa da scuola è stata organizzata una staffetta di pulmini. Ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. L'avete sentito dai titoli, un intero paese mobilitato contro la realizzazione di una grande cassa di espansione per contenere le piene del Piave tra le Grave ed il Montello. Pronta alle barricate la sindaca di Crocetta. Vediamo. È pronta alle barricate Marianella Tormena, sindaco di Crocetta, convinta che il progetto di una grande cassa di espansione da 40 milioni di metri cubi nella zona delle Grave per contenere il Piave sia una spada di Damocle per tutto il suo territorio. Lo dice mentre ci porta in macchina il casone di caccia che sorge proprio nel mezzo dell'area interessata dalla maxi operazione che qualcuno ha già ribattezzato Mose sul Piave. Significherebbe mandare sott'acqua un terzo di Crocetta. Un terzo del mio paese è fatto di quest'area qua. Un terzo del mio paese diventerebbe una cassa di laminazione, un bacino di laminazione, cassa di espansione, come si vuole chiamare. Un terzo. E se la Regione ha accelerato i tempi del progetto, il Comune sta correndo ai ripari con una sua commissione di esperti per formulare una proposta alternativa. Il sindaco, tesserata Lega da 25 anni ma a capo di una coalizione civica, si è già rivolta al governatore Zaia e all'assessore Bottaccin. Io veramente sono amareggiata, spero ci sia una possibilità perché la Regione riveda quel bando di progettazione che sta facendo, lo reimposti in modo da coinvolgere e valutare interventi diversi meno impattanti. Dalla parte del sindaco un'intera comunità, a partire da chi frequenta le Grave come i cacciatori della zona. Non penso sia la soluzione esatta, ideale queste vasche. Ci sono sicuramente degli altri interventi da fare prima. L'alveo del Piave deve essere salvaguardato, ma non come si fa adesso, chiaramente lasciando isolette e tronchi in mezzo, ma facendo una bella pulizia ed eventualmente facendo delle vasche sul letto del Piave. Basta fare la pulizia del Piave, una volta fatta la pulizia, tira via le isolette, scava dove si deve scavare, secondo me è la soluzione più idonea. Le contestazioni fine a se stesse non sono d'aiuto, immediata la replica dell'assessore regionale alla protezione civile Bottaccin, che lunedì incontrerà i sindaci veneziani del Basso Piave per confrontarsi sulle problematiche del fiume. Sentiamo. C'è un problema oggettivo, lo abbiamo visto in questi giorni quando è passata una morbida del Piave, in realtà non una piena, perché 1400 metri cubi sono una quantità d'acqua che è la metà rispetto a quella che è passata l'anno scorso, 2700-2800 metri cubi, ma teniamo presente che in tutti i documenti si parla della possibilità che il Piave possa raggiungere i 4800 metri cubi a secondo, cioè il doppio rispetto a quanto abbiamo visto con Vaia. È del tutto evidente che se venisse un evento come quello, e non è remota la possibilità, lo abbiamo visto, ripeto, questi giorni, l'anno scorso, eccetera, l'acqua da qualche parte va messa. Io ho la responsabilità di decine di migliaia di vite umane e pertanto la soluzione va trovata. Se qualcuno dice no, deve dire no, virgola, e portarmi uno studio di un soggetto tecnico di pari livello rispetto al professor Del Paos che mi dimostra che si può fare in maniera alternativa. Mi rendo conto che ognuno non vorrebbe che fosse fatto nulla a casa sua, però dobbiamo pur fare qualcosa. Sottolineo un aspetto che col sindaco di
Crocetta ho garantito la massima apertura già da tempo, le ho detto il foglio è ancora bianco, ancora quasi 2 anni fa, quindi tu comune puoi partecipare alla progettazione con opere compensative, piste ciclabili, oasi naturalistiche, facciamo diventare quell'area ancora più bella. E la risposta è stata no grazie, prendo atto, però noi non possiamo stare fermi. E sul fronte del maltempo sarà un altro fine settimana con gli occhi al cielo, sono previste nuove piogge su tutta la regione, anche se non dovrebbero verificarsi situazioni di particolare criticità. L'allerta rimane gialla, unico territorio in cui l'allerta è arancione è quello nel quale scorre il fiume Po, dove appunto sta transitando la piena per le precipitazioni dei giorni scorsi. Attenzione anche sulla fascia pedemontana e sulla montagna veneta per il rischio di frane e smottamenti. Torniamo ora a parlare del boss dei boss, Matteo Messina Denaro, che sarebbe stato ospitato a Salgareda. La mafia esiste, ma c'è ancora troppa indifferenza, afferma il procuratore capo di Treviso. Sentiamo. Serve molta più cultura, serve aprire gli occhi sui rischi e sui pericoli. A nord-est e nella Marca la mafia c'è e continua a crescere, soprattutto sulle spalle del tessuto imprenditoriale. Usa parole chiare il capo procuratore di Treviso, Michele Dalla Costa, magistrato con una lunga esperienza nelle direzioni distrettuali antimafia di Trieste e Venezia. Dalla Costa premette che della effettiva permanenza del boss dei boss, Matteo Messina Denaro, a Campo di Pietra di Salgareda nel 2014 si sta occupando la DDA di Venezia, ma un conto è il singolo episodio, un altro il fenomeno in generale. Quello che non deve stupire è che il Veneto possa essere un territorio appetibile da parte delle organizzazioni criminali. Questo è dimostrato dalla storia, dalla recente storia. Storia recente di cui Dalla Costa ricorda alcune tappe. I dati sono sempre stati attestati su queste presenze, come è stata attestata la presenza di organizzazioni criminali nel territorio di Verona, apparendo impossibile che si potesse fermare la criminalità organizzata sulle sponde del lago di Garda, la presenza di criminalità organizzata e di latitanti del Veneto, pensiamo solo anche lontanissimo all'arresto di Pidum Madonia nel Vicentino, l'arresto di latitanti nel Portogruarese. Se una cosa è appurata è che la mafia segua la ricchezza, ovvio che la collaborazione con gli imprenditori in particolare sia essenziale. Il procuratore capo, più che di omertà, chiede di uscire dall'indifferenza. Serve anche che il territorio mandi dei segnali e dia delle indicazioni. Noi tante volte abbiamo, come dire, l'indifferenza o non volerci occupare di determinati fenomeni, non segnalarli. Invece l'importante è segnalare tutto quello che appare anomalo. Sulla vicenda di Messina Denaro intanto si fa vivo anche l'avvocato di Vincenzo Centineo, l'uomo accusato dal pentito di mafia Emanuele Merenda di aver ospitato a Campo di Pietra il boss dei boss. Per il legale Merenda è del tutto inattendibile. Di una voce priva di riscontri, anzi di una chiacchiera, parla il sindaco di Salgareda, Andrea Favaretto. Di certo, boss o non boss, l'allerta mafia resta alta. Arrestati 3 nigeriani per spaccio, 130 clienti segnalati come assuntori. L'indagine dei militari della stazione di Conegliano è partita a fine 2018 quando un 25enne tentò di togliersi la vita. Troncato dai carabinieri un rilevante traffico e spaccio di droga nella città del Cima. Il blitz dei carabinieri della compagnia di Conegliano è scattato nella notte di mercoledì tra il comune di Trevignano e Belluno. In manette sono finiti 3 spacciatori nigeriani di 24, 27 e 29 anni. Durante gli arresti e le successive perquisizioni nelle abitazioni sono stati sequestrati 20 grammi di cocaina e 5.000 euro in contanti. 2 dei 3 indagati avevano precedenti penali alle spalle e risultavano essere irregolari. Lo spaccio avveniva nelle vie della città, spesso lungo le rive del fiume Monticano. Ai clienti si presentavano a piedi o in bicicletta. La loro base era un negozio etnico gestito sempre da cittadini africani, risultati però essere del tutto estranei alla vicenda. L'indagine è partita un anno fa, quando i militari intervenuti nell'abitazione di un giovane 25enne che aveva tentato il suicidio ritrovarono nella sua camera da letto un piccolo quantitativo di cocaina. Tutto è partito dal tentativo di suicidio di un ragazzo e dal nostro senso di dover dare una risposta a questa famiglia già provata da quello che era successo,
Attraverso i tabulati telefonici estratti dallo smartphone utilizzato dal giovane, gli investigatori hanno identificato chi gli aveva ceduto la dose. Il punto di partenza per arrivare ai pusher e alla loro ampia attività di spaccio. Nelle indagini sono stati identificati anche 130 assuntori, dal professionista allo studente e dall'operaio all'artigiano. Non solo della Marca, per una dose arrivavano anche dalla provincia di Belluno e Pordenone. Tutti segnalati come assuntori di sostanze stupefacenti alle rispettive prefetture. Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, si è voluto complimentare con i militari dell'Arma per l'operazione che ha messo fine ad una rete di morte. Ancora ladri scatenati nella Marca, questa volta è toccato ad un'azienda, la Dafrom di Castelfranco. Ieri notte alle 10:12 abbiamo subito un furto a opera di 4 malviventi. Hanno scavalcato la recinzione, hanno forzato il cancello, hanno provato ad entrare per la porta principale, non ci sono riusciti. Successivamente sono entrati di fianco, hanno sportato la cassa con notevoli danni, buttando giù uno scaffale pieno di vini e liquori e rubando parecchie bottiglie. Tutto filmato, tutto sotto l'occhio vigile delle telecamere di videosorveglianza, eppure non è bastato a fermare i predoni che ormai stanno mettendo a segno colpi su colpi in tutta la Marca. Attività commerciali, aziende o abitazioni, non fa differenza. Così martedì notte i soliti ignoti hanno preso di mira la Dafrom di Castelfranco, azienda specializzata nel commercio e distribuzione all'ingrosso e al dettaglio di bevande, vini e prodotti per bar e locali. Un primo tentativo dall'ingresso principale, poi i 4 malviventi, il volto nascosto da un cappuccio, riescono ad entrare da un accesso secondario, arraffano, spaccano e se ne vanno. Tra soldi e merce rubata il bottino si aggira secondo una prima stima sui 5.000 euro. Poi ci sono i danni che i ladri hanno provocato e non sono pochi. Dopo il furto i 4 sono fuggiti a bordo di un'auto bianca, dileguandosi nella notte. E non è stato questo l'unico colpo della notte in zona. E qui vicino molti hanno denunciato il furto durante la giornata di martedì di numerose abitazioni. Mansuè, secondo comune veneto per incidenza di stranieri, oltre il 18%. Si vive bene qui in Italia? Sì, viene bene qua tutto. Mansuè, comune di poco più di 5.000 abitanti, è una manciata di chilometri da Oderzo. Secondo i dati raccolti ed elaborati dalla Fondazione Leone Moressa, è il secondo comune veneto per incidenza di stranieri rispetto alla comunità residente, dopo San Bonifacio in provincia di Verona. Oltre il 18%, vale a dire che un abitante su 5 arriva da un altro paese. Mansuè oggi lo possiamo definire un comune aperto a tutti, purché quelli che arrivano rispettino le nostre leggi. Stranieri che a livello regionale producono 1/10 del PIL, 9,8%, e che anche qui a Mansuè, comune con un'ampia zona industriale vocata storicamente al mobile e alla sua componentistica, ma con eccellenze anche come un'azienda leader in Europa per la produzione di marmitte, sono determinanti per far andare avanti le fabbriche. Devo dire che se non ci fossero queste possibilità, molte ditte non avrebbero la manovalanza necessaria. Diciamo che contribuiscono a pari dei nostri cittadini a mantenere vivo il comune. Dopo un calo registrato anche tra gli stranieri tra il 2014 e il 2016, dal 2017 la tendenza è tornata in aumento. In Veneto sono oltre 500.000, 93.000 nella Marca, oltre il 60% è arrivato per ricongiungimenti familiari, solo il 16% ha un permesso umanitario. Uno straniero su 4 arriva dalla Romania. Con loro mi trovo molto bene, anche perché ultimamente abbiamo concesso a loro, che sono la maggior parte ortodossi, la chiesa dove loro possono pregare il loro Dio. Molti hanno il mio numero di telefono e quando vedono o sentono qualcosa di sospetto mi chiamano. Seguono marocchini, cinesi e albanesi, tra i comuni oltre il 16% di stranieri, anche Conegliano. Ci fermiamo ora per la pubblicità, a tra poco.
Eccoci nuovamente in studio con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Grande risposta dei trevigiani alla raccolta di farmaci da banco e prodotti per bambini organizzata in occasione della giornata mondiale dei diritti dell'infanzia. Da quando abbiamo aperto c'è stato un grande afflusso di persone e quasi tutti, direi proprio quasi tutti, hanno avuto un gesto di solidarietà prendendo un prodotto e regalandolo. Una vera e propria gara di solidarietà per i bambini, quella organizzata in occasione della giornata mondiale dei diritti dell'infanzia, ed i trevigiani hanno risposto con entusiasmo e generosità, acquistando farmaci da banco, omogeneizzati, alimenti per l'infanzia e prodotti pediatrici da donare ai bimbi in condizione di povertà, ospiti delle case famiglia, comunità per minori e comunità mamma-bambino. Un'iniziativa giunta alla 7ª edizione organizzata dalla Fondazione Rava, supportata a Treviso dal Banco Solidale del Gruppo Media Nord-Est, con fanti e patronesse dell'Associazione di Vicenza, oltre a volontari dei veneti schiacciati dalla crisi, sono stati raccolti i prodotti per bambini da donare alle famiglie in difficoltà del nostro territorio. Viviamo dei frangenti problematici, soprattutto per alcune fasce di popolazione. È chiaro che i prodotti di prima necessità sono sempre stati e lo saranno sempre molto ben accetti. L'albero di Natale che il prossimo 8 dicembre verrà acceso ad Assisi arriverà da Borca di Cadore, un modo concreto per ricordare Vaia e lanciare un messaggio di speranza. Dai boschi del Cadore, ancora provati da Vaia, al cuore più autentico della cristianità d'Assisi, ha molti significati l'albero di Natale che la regola di Borca di Cadore regalerà ai frati del Sacro Convento per le festività, un'operazione sostenuta fin dall'inizio dal governatore Luca Zaia, commissario delegato per l'emergenza. Martedì prossimo è previsto il taglio, poi l'albero sarà imbragato e trasportato in Umbria in vista dell'accensione in programma per l'8 dicembre, un appuntamento tradizionale che richiama migliaia di presenze da ogni parte d'Italia ed Europa, come location la suggestiva piazza inferiore della Basilica di San Francesco. Non solo, alle falegnamerie del Sacro Convento saranno inviate anche 25 tonnellate di legname recuperato da Vaia, saranno usate per i lavori di manutenzione della Basilica. Logistica e trasporti sono a carico di imprese benefattrici. Ad Assisi poi arriveranno anche oggetti di artigiani locali fatti sempre con il legno di Vaia, un modo per non dimenticare la tempesta e la montagna ferita, ma anche un messaggio di speranza e fiducia. Dai disastri di ieri alla protezione civile nella nuova puntata di 40 in onda domani sera dalle 21:15 su Antenna 3. Tra i tanti temi anche un parallelismo tra Marghera e il petrolchimico di ieri e Taranto, con l'acciaieria al centro della cronaca di oggi. Un soccorso di fronte ad un nubifragio con tromba d'aria che colpisce questi due comuni. Immagini di una tromba d'aria di 40 anni fa in un servizio dedicato alla protezione civile degli anni 80. Con riferimento a quanto accaduto nei giorni scorsi si aprirà così la nuova puntata di 40 in onda venerdì sera dalle 21:15 su Antenna 3. Con l'ex assessore provinciale alla protezione civile Mirko Lorenzon parleremo anche di Piave e delle sue esondazioni che sono ripetute ciclicamente negli anni. Ma ci sarà anche il tema della sanità, dove dimostreremo come il primo esempio di autonomia sia nato con le unità sanitarie locali e la chiusura dell'Istituto Nazionale Assistenza Mutualistica, detta anche Cassa Mutua. Vedremo i volti di quella rivoluzione che portò il potere decisionale ai territori, permettendo quell'eccellenza sanitaria che contraddistingue la Marca e il Veneto. Infine cercheremo di fare un parallelo tra la situazione attuale di Taranto e quella che affrontò Porto Marghera. Chiusure industriali, un popolo senza lavoro e contemporaneamente l'emergenza ambientale, oggi con le polveri dell'acciaieria pugliese e ieri con i fanghi dell'Agrimont gettati nella laguna utilizzata come discarica. Storie di ieri che, come si vede, dovrebbero far riflettere sulle scelte di oggi e soprattutto di domani, per una consapevolezza che ogni venerdì 40 cerca di accendere in ognuno di noi. Spazio orale, altre notizie da Belluno e provincia. Disagi a non finire a causa delle frane per chi vive nel Bellunese. In Val di Zoldo il comune è spaccato in due da una frana a Donte. Per portare i bambini a scuola è stata organizzata una staffetta di pulmini. Vediamo. Cosa provate ad attraversare la frana per andare a scuola? Beh, è molto divertente e
Mi piace passare nella slaffa perché è anche un'abitudine. In ladino la slaffa è il fango liquido che si muove, quello stesso fango dell'enorme frana Dont che stavolta i bambini dell'Istituto Comprensivo Dante Alighieri di Val di Zoldo devono calpestare per poter raggiungere i pulmini che li accompagnano nel tragitto da casa a scuola e viceversa. Era mai capitato? No, non era mai capitato, però abbiamo costruito inizialmente una passerella appunto a bordo del torrente Mae, però poi appunto la frana è scesa talmente a valle che la passerella è stata trasportata via. Questa situazione era più importante di un giorno di scuola, perché ha insegnato un po' ai bambini cosa vuol dire il sacrificio, cosa vuol dire far di tutto per loro per farli andare a scuola. Della passerella realizzata si scorge dalla provinciale quel che rimane. In fondo l'acqua del Mae si è mescolata al fango. Con la valle spaccata in due, il comune di Val di Zoldo si è assunto la responsabilità di consentire il passaggio sulla provinciale. Ha spaccato in due la valle e si vede anche proprio la melma che è stata trasportata a valle e che adesso sta defluendo sulla parte bassa. E continua a scendere. E continua a scendere. Il poliedrico consigliere comunale Cisalute risale sulla ruspa per liberare la strada per i bambini della scuola, così come per gli abitanti delle frazioni che fanno la spola da una parte all'altra armati di pazienza e di buona volontà. E fate avanti e indietro con la spesa, i bambini a scuola. Mattina portiamo giù il pane per la popolazione giù. Così. E così, perché un conto è la narrazione bucolica, altra cosa è la realtà di queste vallate collegate da un'unica strada, e se una frana la interrompe i disagi si moltiplicano in maniera esponenziale e la vita si spacca in due. Lì sulla 251 fra Donte e Fusine, lungo il versante, il fango si muove a una velocità impressionante. La ruspa sposta il materiale, non c'è nemmeno il tempo di girarsi che la strada è di nuovo invasa, e si va avanti con la speranza che presto la situazione possa essere risolta. Sono impressionanti i numeri del gioco d'azzardo in provincia di Belluno, la raccolta è in costante crescita. Nel 2017 alle slot sono stati bruciati 270 milioni di euro. È allarme ludopatia nel bellunese, la malattia non accenna a diminuire. In una provincia di poco più di 200.000 abitanti la febbre del gioco ha fatto saltare tutti gli indicatori a testimonianza dell'invasiva ingerenza dell'azzardo nella vita di tutti i giorni. A Belluno possiamo dire che nel 2016 si sono giocati 260 milioni, stiamo parlando della provincia, 260 milioni di euro. Nel 2017 siamo cresciuti a 270 milioni di euro. I primi dati ancora incompleti nelle mie mani mi confermano che nel 2019 anche la spesa è cresciuta. Una dipendenza difficile da misurare. Coloro che si rivolgono alle strutture demandate sono solo la punta dell'iceberg e in realtà sono quelle persone che hanno perso ogni risorsa relazionale, materiale e spirituale. Non chiamiamolo gioco, è azzardo. Non è un gioco in senso letterale e non è un gioco per la complessità dei fenomeni economico-sociali che genera a danno di quelle che sono le fasce più deboli della popolazione. Pensionati, casalinghe, giovani, ma anche professionisti insospettabili. Una moneta tira l'altra, compulsivamente, in una condizione psicofisica di totale alienazione. In provincia la prevenzione è in mano al SERD dell'ULS 1, col quale collaborano associazioni locali e movimenti come Slot Mob, promotori di iniziative diffuse di informazione e sensibilizzazione. Noi abbiamo cominciato a chiamare questo nostro lavoro Solleviamo il velo, perché su questo fenomeno c'è molta ipocrisia. È necessario capire, dice Rossato, che bisogna iniziare a sottrarre alle strutture profit la partita dell'azzardo, ridurre l'offerta. Il fenomeno ormai è preponderante. Le slot sono ovunque, anche nei supermercati. All'appello di Slot Mob rivolto alle categorie finora hanno risposto solo i tabaccai. Nella sola città di Belluno nel 2017 si sono spesi oltre 14 milioni di euro. Se solo la metà di questo denaro fosse destinato alla buona economia, non esisterebbe la crisi del commercio al dettaglio e della vita stessa della città. Vi ricordo tra pochissimo l'appuntamento con 20:10, questa sera si parlerà di economia, di banche, di fusioni, di istituti di credito. In studio Antonio Zamberlan, presidente della Banca di Monastiere del Sile, e Walter Lorenzon, presidente della Banca di Credito Cooperativo Pordenonese. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, vi lascio al meteo, arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza.
Bentrovati al meteo. Un costante andirivieni di perturbazioni causa una spiccata instabilità sul nostro territorio e dunque anche la giornata di venerdì sarà bagnata da qualche pioggia. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto molte nubi ovunque con precipitazioni piuttosto diffuse specialmente al mattino, qualche pausa asciutta al pomeriggio ma in serata nuovi rovesci localmente anche intensi. Temperature minime tra 6 e 11 gradi, valori massimi compresi invece tra 11 e 14 gradi. Condizioni di maltempo anche sul Friuli Venezia Giulia con temporali anche forti un po' dappertutto, generalmente un po' per tutto l'arco della giornata. Temperature minime tra 8 e 11 gradi, massime oscillanti invece tra gli 11 e i 14 gradi circa. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige dove non cambia la situazione, il tempo sarà instabile anche qui con piogge diffuse. Temperature minime sui 5 gradi, massime tra 9 e 10 gradi. Dal meteo per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi, eleganza e comodità, perché camminare è vivere.